Mandi, mandi, dal disegno per furlan, che tu ti visi, quando tu sei lontan, non tu viodarás, cui sapere troppo. Buonasera a tutti voi che avete la pazienza e la passione di seguire questo corso di Furlan, che volete dare una mano a tutti per poter leggere e scrivere il Furlan. Una lingua bellissima che però, come tutte le lingue, va studiata per il fatto che ogni tanto saltano fuori regole e regolute che se non la si arriva ad ora di seguire, si corre il rischio di scrivere una roba al posto di un'altra. E chiacchierando proprio di regolutes, la volta estate si erano lasciati, si visai, con il discorso dal indi, la particella pronominale che tutti noi a dropin. Vi abbiamo detto che queste particelle corrispondono all'italiano ne, e che in furlan si poteva scriverle in tante maniere differenti, e che è un grum difficile chiattare scritte in forme interie. Torniamo io di un lamp, tutti i mood che possono essere droppati per scriverle. E vi abbiamo detto che si potrebbe scrivere pochissime volte con indi, la forma interia, si la poteva chiattare scritta senza smorseade, come abbiamo detto, cioè qualche tocco mangiato davanti da e a chi è colata la prima i e per segnare che questa colata è stata mettuta un apostrofo, così si dice. A chi un'altra forma chiamò ind, dove che è colata l'ultima i e per una regola precisa l'ultima i non viene segnata con nessun apostrofo. Chiamò una forma abbreviata dove che colla la prima i e colla la seconda e si lei nd e viene segnata la colata da prima i con l'apostrofo. Un'ultima variante è int, si chiama con questa forma qui, a colla l'ultima i e la d finale viene trasformata in t davanti a consonanze, e chiamò l'ultima di tutti, aveva l'apostrofo all'inizio per segnare la collata da i e da pit non si mette nulla. Queste qui sono tutte le 6 maniere di rendere per iscritto queste particelle pronominali. Vi abbiamo anche detto che per solito sul furlan si ha la tendenza a non usare queste particelle con funzione di avverbi di look. Cioè vuol dire, vi abbiamo fatto anche l'esempio, se io dico sono entrato a scuola alle 8 e ne sono uscito, quindi che il ne hai proprio sta come un avverbio di look, in furlan a dire semplicemente io sono entrato a scuola a svolta e sono uscito a miesdì. Non stiamo a tradurre anche quel ne. A chi il ne non viene voltato, difatti. A fare un'eccezione però le varietà chiarnielle. Ecco, chiamiamo una volta che la chiarnie alla fase da parone, perché massime col verbo la, andare, a producono espressioni un tic particolari, come queste. Facciamo l'esempio. Il miedi al scindi là. Allora, il medico se ne andò. Noi siamo usati talmente tanto in chiarnie a dire il mio di lei scendi là che io sono convinta al 100% che se si domanda a una qualsiasi persona scrivimi scendi là, avresti scritto sicuramente scendi là, una roba del genere. Perché? Perché la parola, quando viene pronunciata, è talmente tanto tutte unite che uno arriva ad ora a capire che da ora invece andò un'altra costruzione. Se io dico il medico se n'è andato adesso, attenzione, il miedi al, che naturalmente non è giusto, al e scendi lat come
E come magari arrivai ad ora di capire, e c'è che che scendi là, che somigliavano le parole tutte insieme. Invece vuol dire il medico se ne è andato adesso. E questo indi è il nostro ne. In chiamò la forma italiana andarsene, attenzione che questa è proprio tipica da Chiarnia, no? Scusate, andarsene. C'è molto viene tradotto. Prova pensare, dice, come c'è molto da scrivere questa roba qui? Questa roba qui si scrive lasciant. E c'è il che lasciant, non è nuati che la, plui, si, plui, indi. Andare, se, ne. Andarsene. Che in un verbo avvengono tutti insieme a fare queste forme. Non voleva lasciant. Facciamo esempi. Non voleva lasciant. In questo caso qui, proprio il verbo che parte in esame è andarsene, quindi non voleva andarsene. Durante che proprio il verbo, che avendo parte ridotto, anzi direi quasi esclusivamente in Chiarnie, è proprio formato dall'unione di queste tre particelle. Il verbo là, il riflessivo si e dopo la particella ne, che in furlan si rende come indi. Sul furlan, no, abbiamo detto che la particella pronominale indi si la droppa quasi sempre con valore dimostrativo, ad esempio per dire di questo, di questes, e perché, ad esempio, in espressioni italiane, come si fa una frasuta non me ne importa, dove che noi in furlan non traduciamo il ne. A dire non mi importa, non diciamo non mi importa, no, diciamo non mi importa. E in altre espressioni italiane hanno provato la traduzione furlana dal ne. Perché? Perché quando studiamo una lingua, noi abbiamo sempre un'altra lingua come riferimento. Noi in questo caso abbiamo come riferimento la lingua italiana. Allora magari uno l'ha usato che l'italiana si dice non me ne importa, invece l'ha da abituarsi che sul furlan che il ne non viene tradotto. Quindi il ne viene droppato come in certi casi dal furlan. Allora, giusto per farvi un'idea, come cancellin c'è che viene scritto e mettiamo un, due, tre frasutes di che proprio che vengono dette in italiano in una maniera e in furlan in un'altra. Ad esempio, se io scrivo se ne sta zitto, se mi dice in furlan, mi piacerebbe sentire la voce dei studenti che sono di questa banda, ma come non posso sentirle, se ne sta zitto. In furlan dice al sta cidin. Vonde? Che ne qui, io in furlan lo traduco. Oppure, dice, se ne andiamo. Troppe volte in italiano dicono così. Ce ne andiamo. Noi lo diciamo invece. Intacco il ne naturalmente, o l'in. Dopo, scusate, punto. Dopo, valerne la pena. Ad esempio, valerne la pena. Si dice in italiano. In furlan si dice vale la spesa. Non va la spesa. Però non lo traduciamo né qui in furlan. Quindi, chiamiamo una roba che squendi, come cancellin che è, perché c'era l'argomento dall'indi con questa riflessione. La particella indi può schiattarsi in forme
e come imparai una nuova parola, anche se è difficile, si può imparare lo stesso, si chiama in forme enclitiche. Ci vuole dire, è una parola difficile, lo sai, però se sentite la spiegazione è semplicissima. Vale a dire, taccade da pit di una voce verbale. Quando si scrive, ad esempio, esiste proclitica, visto che facciamo 30, facciamo anche 31, enclitiche è una roba che viene taccata dopo. Proclitiche è una roba che viene taccata prima di una parola. Us faccio un esempio. Queste particelle pronominali indi, che corrisponde al ne, appoggiarsi taccate in forme enclitiche, cioè, vale a dire, viene taccate da pit di un verbo, e come lo io da ring, però dome in tre casi. Il primo caso è quando viene il verbo imperativo, e qui, se non si pensa alla grammatica, alla è sotto i cops, a tirare fuori dai scasellings che avevi quando avevi 20 medie, che va benissimo. L'imperativo è un team verbale che viene droppato per dare dei comandi, per comandare qualcuno di fare algo. Allora, se io ti dico il pane è in cucina, portane un po', dici, il pan è in cucina, portane, quindi porta un tic, quartint, un poco. Se vuole dire, in che caso qui il pan è in cucina, d'accordo, è una frase semplice. Noi vogliamo fermare la nostra attenzione su il quartint. A sares, portane, porta più ne, giusto? E io ce l'ho fatta, hai fatto il verbo parte più int. Ecco che particelle pronominali che abbiamo detto, il nostro famoso indi, corrispondente all'italiano ne, in che caso qui viene taccata da dal mio verbo, perché si dice enclitica, io adesso cosa ho scritto? Più alc da in che caso la particella pronominale ne viene taccata da dal verbo. Allora abbiamo detto che si può chiamare queste forme qui, quindi la particella indi taccata da con l'imperativo. Il secondo caso è con l'infinito verbale, è quel che tutti conoscono, portare, mangiare, dormire. Ad esempio, hai portato troppi sacchi, no? Non devi portarne più. Dici, non devi portarne, qui proprio il verbo portare, non l'infinito, più. Come traduco questa frasetta qui? Allora, no, tu has di portant plui. Se succede che qui ho l'infinito, portare, e al ven portare, e dopo da pit attacchi la mia particella, che io adesso un modo diverso di scrivere questo e questo in forme enclitiche, cioè vale a dire alla fine del mio verbo. Il terzo caso è il gerundi. Il gerundi, così a finire. Il gerundi, che sarebbe ad esempio portandone. Ad esempio, Gemma carica sempre molte legna sulla gerla. Giemme e chiame sempre tanti legni su palgei. Portandone così tante risparmia qualche viaggio. Allora, se io scrivo portantint, così tantis
e sparagne qualche viaggio. A noi non interessa che questo int, che io adesso chiamo una volta, venta cada pit, portando, sarebbe portando, quindi il gerundio del mio verbo portare, e da siccome che noi vendet portandone, che ne al giuntato da pit. Lo sai che quell'argomento qui è difficile, e perché magari una delle prossime volte proveremo a fare qualche esercizio insieme, ma planin dopo, come intanto, quando lui ho darei scritta, sapessi perché che quel intai è sitiata in quel preciso posto. E per us la nostra lezione è finita, a poter mettere via penne e quadernos e prepararsi a ascoltare la parola che abbiamo scelto per il nostro canton dal no così maculà. Quando si va all'ort, quando è tante verdure madure, non si dice che si va a ciumare sui cetriui, come che si mai cudumars, mandi a tutti e arrivederci a prossime puntate di Imparare il Furlan. Mandi dal disegno per Furlan che tu ti visi quando tu sei lontano non tu vioderà qui sa per troppo